Un giorno ero al lago che stavo pescando lì con la canna da lago, diciamo bombarda, e niente, ho visto uno del club di cui sono iscritto ora, che è Noto Pinato Vicenza, che pescava lì a Mosca, e niente, mi ha preso la passione, diciamo, mi sono innamorato di questa passione, di questa pesca a mosca, e ho iniziato da lì pian pianino a pescare. Una passione nata quasi per caso, quella del giovane padovano Filippo Miotti, vice campione del mondo di pesca con sistemi a mosca del 2012. È lui una delle promesse di quello che a tutti gli effetti risulta uno degli sport più praticati e amati in Veneto, la pesca sportiva. Hai una canna abbastanza leggera, dipende poi dal modello e tutto quanto, hai come filo usi una coda di topo per lanciare perché non hai peso, l'unico peso che hai sono le mosche, che poi può variare da emergente, secca, ninfa o streamer, dipende dalle condizioni dell'acqua e come mangia il pesce. Miotti, assieme ad altri campioni di rango di questa disciplina ancora troppo poco conosciuta, ha partecipato ad un incontro che ha visto riunite tutte le anime componenti questo mondo così variegato. Per i pescatori sportivi del Veneto, infatti, ci sono in arrivo importanti novità. C'erano la FIPSAS, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee, l'Unione Nazionale Pescatori con la Mosca, l'Enel Caccia Pesca e Tiro, Arci Pesca Fisa e Libera Pesca, e poi Spinning Club Italia, Esox Italia e Carp Fishing Italia. Tutta la galassia delle associazioni che raccolgono gli amanti della pesca sportiva, un esercito di amatori che in Veneto conta almeno 200.000 fedelissimi, si è raccolta al lago di Santa Croce, non lontano da Belluno, per discutere del futuro prossimo della disciplina. Tanti i temi sul tavolo, tra cui le modifiche alla tariffa per la licenza di pesca dilettantistico-sportiva. La finanziaria regionale ha aumentato il contributo a carico di ogni pescatore di 10 euro. Una vera e propria tassa di scopo, insomma, i cui proventi verranno reinvestiti esclusivamente in attività a sostegno della pesca e dell'acquacoltura. È per questo motivo che il ritocco del prezzo della licenza incontra il favore delle associazioni e degli sportivi, che entreranno anche a far parte della Consulta regionale per la pesca ricreativa, organo che affiancherà già da quest'anno la Giunta nella definizione degli interventi sul territorio. Saranno gli stessi pescatori dunque a decidere in prima persona dove impiegare le nuove risorse. Noi siamo d'accordo perché questa parte di aumento andrà investita per la pesca. I nostri fiumi hanno bisogno di aiuto, stanno gridando perché le rive, le sponde franano, non ci sono fondi politici, cioè politici nel senso pubblici, e noi siamo del parere, avendo fatto un sondaggio tramite i nostri pescatori, che sono d'accordissimo di dare 10 euro all'anno in più, purché vengano riversati nel mondo nostro della pesca. Devo dire che noi come pescatori di trote siamo abituati a pagare delle quote aggiuntive per praticare la nostra passione. Parlo di passione, pesca per passione, non agonismo. Perché andare a trote vuol dire andare in acque pregiate sono spesso soggette a concessioni per migliorare il ripopolamento di questi torrenti, questi fiumi. Quindi acque date in concessione alla FIPSAS o a club o a società private, e quindi si paga sempre qualcosa di più per avere una migliore qualità di pesce e di acqua. Non ci dà nessun problema, 10 euro sono sicuramente ben spesi e noi abbiamo grande fiducia in questo miglioramento. L'aumento della tassa da circa 23 a 34 euro annui andrà quindi ad autofinanziare un settore che di fatto controlla e si occupa del mantenimento ottimale degli ecosistemi dei fiumi, dei torrenti e dei laghi della regione Veneto. Noi ci chiamano oggi sentinelle dei fiumi. Io sono convinto che la parola pesca andrà punteggiata a breve, perché studieremo la forma che sarà persone perché oggi l'italiano non mangia più pesce d'acqua dolce. Oggi i pescatori giovani prendono il pesce, lo fotografano e lo rimettono in acqua, addirittura danno anche il nome ai pesci.